Vergognatevi, state trasformando la nostra città in uno zoo! State trasformando la nostra città in un centro commerciale! L'ordinanza emanata dal sindaco Brugnaro per gestire i flussi turistici a Venezia con varchi nei punti nevralgici della città ha già scatenato l'ira di qualcuno nel primo giorno della sua sperimentazione. Un giovane veneziano si è sfogato con gli agenti della municipale che controllavano i passaggi ai piedi del ponte di Calatrava. È vergognoso, stanno trasformando la nostra città in un centro commerciale. Brugnaro sta privatizzando una città, così facendo non sta controllando i flussi turistici, perché dovrebbe innanzitutto estromettere le grandi navi e fare costruire un po' meno alberghi e incentivare la residenzialità dei veneziani e dei mestrini e dei margherotti. Fare questa schifezza è una schifezza, serve solo a trasformare la nostra città in un grande museo centro commerciale. È vergognoso che anche le forze dell'ordine si prestino a questa schifezza, è una vergogna. Non è l'unico cittadino però a pensarla così. Altri veneziani con toni più pacati non vedono l'utilità di questi varchi che non creano problemi ai residenti con un'entrata apposita. Ma mi sembra un'esagerazione perché c'è già tanta polizia in giro e possono creare difficoltà al traffico. Per me la calca c'è lo stesso. Secondo me creano traffico, però ci vorrebbe qualcosa per i passeggini qua, secondo me. Non tutti però sono della stessa opinione, c'è chi è più comprensivo. Non sta andando proprio bene, visto che comunque il flusso della gente viene un po' comunque bloccato da questi tornelli. Non so se la decisione di Brugnaro sia delle migliori, comunque non sta a me decidere, è tutto qui. Fatto sta che questa mattina abbiamo avuto dei problemi a livello lavorativo, però bisogna cercare problemi che comunque i veneziani possono passare di qua, mentre i turisti non possono passare. E forse non si è capito bene questo sistema. Al di là di tutto ci sono 4 giorni, bisogna portare un po' di pazienza, si sa che Venezia è un po' particolare e ha altri bisogni. La prima giornata non ha visto la chiusura dei varchi, necessaria solo se si crea troppo affollamento.